Buongiorno al convegno online fabbisogni e necessità delle imprese per la ripresa post-Covid. Convegno tanto voluto dal fenomeno Io Compro Siciliano, dal network Io Compro Siciliano, promosso dalla Regione Siciliana e sostenuto dal Fondo Sociale Europeo Sicilia nell'ambito della programmazione 2014-2020. Io Compro Siciliano tiene tanto a questa tematica e ne è stata anche un po' leader in un anno particolare, in un anno in cui ancora oggi viviamo questo problema Covid, lo viviamo anche nell'ottica di quello che possono essere tutte le soluzioni per la ripresa, e quindi siamo onorati di affrontare questo argomento tanto caro, onorati anche di avere la presenza di relatori internazionali e rappresentativi istituzionali e rappresentativi che daranno il loro contributo affinché esca fuori da questo convegno un quadro di quello che possono essere le soluzioni e le potenziali necessità delle imprese per questa ripresa. Passo la parola al mio socio di questo fenomeno Io Compro Siciliano per presentare i nostri ospiti. Buongiorno a tutti e benvenuti in questo convegno online su un po' quello che saranno i fabbisogni per poter ripartire in modo efficace ed efficiente nel post-Covid. Io vorrei ringraziare tutti quelli che si stanno seguendo, vorrei ringraziare appunto il Fondo Sociale Europeo, la Regione Siciliana, in particolare il professore Roberto Lagalla, assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale, l'onorevole professor Gaetano Armao, vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'economia, e a nostri ospiti che sono tutti ospiti di caratura internazionale, che affronteranno i vari temi per aiutare le imprese nella ripartenza. Inizieranno in ordine il dottor Antonio Perdichizzi di Confindustria, ci sarà la dottoressa Alessia Ruggeri, vicepresidente nazionale di Confimprese Italia, ci sarà il professor Villari che è docente all'Università di Messina, ci sarà il dottor Fabio Saccuzzo, dottore commercialista e revisore dei conti, Davide Gioiè, consigliere nazionale di UP Italia, e Daniele Viganò, imprenditore, trainer, business coach, autore del best seller 7 giorni per volare. Insomma, ci saranno veramente degli ospiti veramente importanti e contenuti altrettanto importanti. Parleremo veramente di tanti argomenti utili alle aziende per poter ripartire. Io direi di farvi entrare ad uno per cominciare un po' i nostri interventi. Io inizierei, se sono già arrivati dai due nostri ospiti illustri, due assessori, non so se sono pronti, chiedo alla regia. Il professor onorevole Gaetano Armao, già presente in backstage. Vediamo. Io sono pronto, posso cominciare? Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Sì, presentiamo gli altri ospiti e poi iniziamo. Allora vorrei presentare il dottor Antonio Perdichizzi di Confindustria Sicilia. Buongiorno a voi. Buongiorno. Salve. Dottoressa Alessia Ruggeri, vicepresidente nazionale di Confimprese Italia. Salve, buongiorno. Buongiorno. Il professor Massimo Villari, Università di Messina. Buongiorno a tutti, salve a tutti. Buongiorno. Il dottor Fabio Saccuzzo, dottore commercialista e revisore dei conti. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Il dottor Davide Gioè, consigliere nazionale UP Italia. Mi dicono in regia che c'è qualche problemino di connessione. E allora presentiamo il dottor Daniele Viganò. Buongiorno a voi, un piacere essere qui. Grande espressione di chi sa veramente come creare start-up e come dare quel supporto agli imprenditori per far funzionare le imprese.
Stiamo aspettando il professor onorevole Roberto Lagalla, che penso si collegherà a breve, e il dottor Davide Gioè. Io inizierei a questo punto dando la parola al vicepresidente della Regione Siciliana e assessore all'economia, l'onorevole professor Gaetano Arnao. Grazie, io poi devo lasciarvi, sono qui a Roma, oggi abbiamo degli appuntamenti istituzionali e quindi poi purtroppo seguirò tramite la struttura di Palermo la vostra iniziativa, perché seguo sempre e seguiamo sempre questo nuovo approccio alla internazionalizzazione. Avevo proprio qui qualche minuto fa il segretario generale di Assocamere Estero, cioè di chi si occupa della internazionalizzazione delle nostre imprese, cercando di costruire attraverso la blockchain, ma ora voi parlerete di tutti questi argomenti, ma per dirvi che siamo al lavoro su queste cose, attraverso la blockchain, tutti i sistemi di internazionalizzazione per le nostre imprese, di tokenizzazione dei nostri prodotti, tutto quello che si può realizzare, ma sarete voi a darci spunti, stimoli ulteriori. Quindi iniziative come quella di oggi sono tutte preordinate a costruire un complesso di argomenti, di idee per far dialogare le istituzioni con gli operatori di mercato. E quando funziona bene questo dialogo si fanno le cose, altrimenti le cose non funzionano, perché la politica da sé purtroppo è conchiusa, incapace di guardare avanti. Quindi personalmente ritengo, ma il professor Lagalla, con il quale lavoriamo proficuamente, è della stessa idea, di un'interlocuzione continua come elemento essenziale per dare anima, idee, proposte, spinta e progettualità alla politica. Quindi il nostro compito è questo, ecco perché oggi siamo qui, e vi pregherei di formulare una raccolta di proposte e idee sulle quali possiamo lavorare e costruire strumenti nuovi sul piano del credito, che è essenziale per poter accedere ai mercati e ripartire dopo questa drammatica pandemia. Sul piano dell'internazionalizzazione, sul piano della digitalizzazione, ecco tutti strumenti sui quali intendiamo misurarci, sui quali stiamo ragionando anche col governo nazionale, affinché il PNRR, cioè il Piano Nazionale di Resilienza e Ripresa, sia davvero un piano che muove risorse per la Sicilia, non nell'assegnazione di vecchie cose che non funzionano, di distribuzione delle risorse, ma per dare forza all'impresa, perché è un refrain che io richiamo continuamente: solo l'impresa può dare lavoro vero in Sicilia, il resto sono chiacchiere, il resto sono purtroppo quei meccanismi di distorsione del mercato del lavoro che per troppo tempo hanno fatto sì che la Sicilia pensasse, in qualcuno in Sicilia pensasse di poter vivere di pubblico impiego, di precariato. Ecco, questo per fortuna è venuto meno, questo sistema, perché la finanza pubblica non lo consentono più, quindi oggi puntare sull'impresa, puntare sul prodotto, sulla capacità di penetrare nei mercati internazionali, sulla credibilità del sistema istituzionale di Sicilia, non della Sicilia, sistema istituzionale, cioè istituzioni pubbliche e private devono recuperare fortemente credibilità. Ecco perché cerchiamo di ogni giorno lavorare e dare una credibilità alla Sicilia, perché questa credibilità del sistema Sicilia può aiutare le nostre imprese a essere presenti e a rafforzarsi nei mercati nuovi. Quindi da parte nostra, e concludo, la massima disponibilità e l'impegno ad affrontare i nodi strutturali del nostro sviluppo, tra questi i costi, perché diciamocelo chiaramente, i costi di trasporto sono assai pesanti. La digitalizzazione sta svolgendo un ruolo importante soprattutto per i servizi, ma se devi mandare delle scatolette di tonno o dei vini e renderli competitivi in Europa o addirittura in altre parti del mondo, i costi di trasporto sono un elemento importante. Ecco perché ci stiamo battendo affinché quello che viene definito il costo dell'insularità, come sapete per la prima volta ci siamo cimentati come assessorato e stiamo, in questo senso anche il Sole 24 Ore ha raccolto questa ricerca, stiamo proiettando l'idea che il costo dell'insularità è un costo effettivo, che è un costo pagato da imprese e cittadini siciliani, che è un costo che va abbassato, perché i siciliani non possono pagare una tassa occulta di 6,5 miliardi di euro l'anno, che sono i costi della condizione di insularità. Quindi o si individuano infrastrutture che consentono di abbassare questi costi, o si conferisce una fiscalità di sviluppo, una fiscalità agevolata che consente di abbattere
in parte questo costo dell'insularità. Altrimenti il costo dell'insularità diventa un elemento penalizzante per coloro che vivono nelle isole. Quindi su questo, fino a ieri siamo intervenuti sul ponte, sulla fiscalità di sviluppo. Vi do una notizia, mi piace darla oggi da voi in questa iniziativa. Giovedì prossimo si insede al MEF, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tavolo che dovrà definire la negoziazione sull'autonomia finanziaria della Sicilia, sulla possibilità di dare a start-up, nuove imprese o a investitori che vengono a realizzare nuove imprese in Sicilia la possibilità di esenzioni fiscali, di vantaggi fiscali consistenti. Questo è un altro elemento importante. La condizione di insularità è un elemento che consente a livello europeo di rendere compatibili gli aiuti fiscali con il sistema generale della concorrenza. Solo l'insularità è un elemento in questo senso. Quindi da parte nostra la massima disponibilità, vi ringrazio di avermi invitato, spero di potervi incontrare in futuro anche de visu direttamente, perché piano piano riprenderemo le nostre relazioni umane e non solo mediatiche, non solo attraverso la rete, ma saranno relazioni che dovranno fare i conti con un rilancio effettivo del nostro sistema economico, e su questo lavoreremo insieme. Grazie. Grazie Grazie a voi. Grazie onorevole. Ricollegandomi un attimo al suo intervento, volevo informare tutti quanti che manderemo online subito dopo un sondaggio per capire, per percepire quei bisogni, quei fabbisogni che le aziende hanno in particolar modo, in modo da fornirle proprio alle istituzioni per poter agire in modo opportuno, perché questo è importante veramente, come diceva l'onorevole Armao, perché si deve partire dalle esigenze reali che hanno tutte le aziende per poter progredire e rendere la nostra magnifica isola, che io definisco sempre un continente, non è una regione, ma è un continente, perché non ci manca realmente nulla, e quindi renderla competitiva soprattutto sui mercati internazionali in un momento in cui realmente siamo ormai globalizzati. Adesso passo la parola a Davide, che si presenta il primo ospite e il primo argomento della giornata. Sì, allora il primo ospite, nell'attesa che l'onorevole Lagalla riesca a raggiungerci, ovviamente così lo inseriamo. Il nostro primo ospite è Antonio Perdichizzi, vicepresidente del Comitato della Piccola Industria di Confindustria Catania e dell'Advisor Board di Unicredit in Sicilia. Per noi è un piacere, un onore avere il CEO e founder di Tree, azienda specializzata nel settore dell'Open Innovation, presidente di Junior Achievement in Italia, la più grande organizzazione no profit al mondo dedicata all'educazione imprenditoriale e finanziaria a scuola. Quindi facciamo entrare il dottore Perdichizzi per il suo intervento. Grazie mille Davide e Giuseppe per il graditissimo invito, per questa vostra iniziativa e per l'impegno che mettete da tanti anni proprio per portare il brand della Sicilia sempre avanti nel nostro paese, ma anche in Europa e nel mondo. È importantissimo, dobbiamo volerci sempre più bene, perché abbiamo un enorme potenziale e va assolutamente utilizzato al meglio. Porto i saluti appunto della nostra associazione di Confindustria Catania, in particolare del presidente Biriaco, e siamo contenti di partecipare a questa iniziativa. Il contributo che ci teniamo a dare è proprio relativo, e lo ringrazio molto e condivido quanto ha detto appunto il vicepresidente Armao sul fatto che sia l'impresa l'unica soluzione per poter creare occupazione, di qualità. Ovviamente un'impresa, l'impresa esistente, che ha esperienza, capacità di innovare, di stare sui mercati, il nostro tessuto delle piccole e medie imprese, ma anche l'impresa nuova, come appunto sapete lavoro nel settore della creazione della nuova impresa, delle start-up, ed effettivamente le nuove imprese hanno anche una dinamicità e una capacità importante di creare nuova occupazione qualificata. Ecco, credo che sia estremamente importante nel rappresentarvi fabbisogni, richieste, ma anche e soprattutto proposte, perché vogliamo essere costruttivi in questo momento, ed è questo lo spirito del dibattito. Senz'altro, lo sappiamo tutti, ma è bene rimarcarlo, abbiamo bisogno di sempre e costantemente investimenti nelle competenze.
le nostre persone, quelle che già oggi lavorano in azienda, hanno bisogno di acquisire costantemente nuove competenze, e in questo è ovvio la Regione e l'assessore alla Galla, sono sicuro che potrà testimoniarlo, ha un ruolo fondamentale, importante, ed è necessario che possa investire e continuare a investire da questo punto di vista, ma anche, devo aggiungere, non sono soltanto le competenze tecniche. Naturalmente guardiamo al digitale, guardiamo all'e-commerce, guardiamo alle nuove tecnologie, e tutti i relatori oggi avranno modo di sottolinearlo ampiamente, ma anche la sono dei temi culturali che sono molto importanti. Abbiamo bisogno di persone che possano essere flessibili, che abbiano un approccio imprenditoriale, anche se non stanno creando impresa, ma lavorano per essere un'impresa. Abbiamo bisogno quindi di competenze, ma anche di un modo nuovo di lavorare. La pandemia ci ha messo di fronte allo smart working, e come questo si possa trasformare per le regioni del sud in una straordinaria opportunità. Sapete che è stato coniato questo nuovo termine di South working. Abbiamo anche un patrimonio, un capitale umano stimato in circa 100.000 persone del Mezzogiorno, che sono nostri concittadini o conterranei, che vivevano da altre parti d'Italia o del mondo e che sono tornati nel frangente della pandemia per lavorare comodamente dalle loro case nel Mezzogiorno e nel Sud. Questo è un potenziale che potremmo trattenere qui, e sono contento di quanto ha detto prima il vicepresidente sull'opportunità di defiscalizzare eventuali investimenti qui, perché sono persone che potrebbero anche fare impresa o lavorare qui stabilmente per le nostre imprese siciliane. Io nel ringraziarvi concludo dicendo che come associazione abbiamo degli strumenti a disposizione, ad esempio il nostro Digital Innovation Hub, che non è catanese ma è di perimetro regionale, il Digital Innovation Hub Sicilia, aperto ad altre associazioni, alle università, a tutti quegli stakeholder che possono diffondere questa cultura del digitale e delle competenze. E ci tengo a dirvi anche che non dobbiamo avere un approccio sempre solo di richiesta, no? Nei confronti delle istituzioni regionali o governative, ma credo che da imprenditori e da cittadini dobbiamo sempre impegnarci in prima persona. Ad esempio, mi fa piacere ricordarlo e vi ringrazio di questa opportunità, con Trico, la mia impresa, proponiamo percorsi di avvio all'imprenditorialità, ma anche di formazione, e abbiamo fortemente voluto renderli sempre gratuiti per i partecipanti, perché crediamo che investire nelle competenze sia cruciale, sia l'unico modo per andare avanti, e che sia una responsabilità che hanno le imprese. Ecco, rimbocchiamoci tutte le maniche come abbiamo sempre fatto, e forse ora ancora di più, e il contributo costruttivo di imprese, associazioni, istituzioni di tutti i tipi ci può portare fuori da questa crisi e a dare alla Sicilia il ruolo che merita. Grazie. Grazie Antonio Perdichizzi. Assolutamente condividiamo questo lavoro di squadra tra istituzioni e imprese, ma l'impresa dobbiamo sostenerla perché c'è tanta voglia di fare. Noi continuamente all'interno del nostro progetto ci relazioniamo principalmente con giovani che hanno voglia di fare e che fanno, ma molte volte c'è questa arte un po' dell'arrangiarci che non paga, ed è un po' rientra nella cultura del siciliano che ci portiamo anche negli anni. Oggi abbiamo bisogno di questi riferimenti appunto proprio da dare ai giovani, da dare alle imprese, da dare alle nuove imprese, perché tante purtroppo non ce l'hanno fatta e oggi dovranno ripartire, magari con una spinta diversa. E allora sicuramente le istituzioni, le associazioni di categorie e i giusti riferimenti possono e devono creare dei pilastri dove attaccarsi per poter andare anche oltre le logiche di confine, che sia regionale, che sia italiano. Ormai si parla di globalizzazione da anni e noi dobbiamo puntare a esportare questo Made in Sicily in tutto il mondo. Grazie dottore Perdichizzi, andiamo avanti, passo la parola a Giuseppe per presentare il prossimo ospite. Sì, adesso interverrà Alessia Ruggeri, che in un tema particolare, che è le direttrici di ripresa per le piccole e medie imprese italiane per il post-Covid. Lei è presidente nazionale di UP Italia, vicepresidente nazionale di Confimprese Italia, delegata di Azienda Europa, che è un'associazione sindacale, presidente interregionale di NOA, e insomma un intervento di spessore sicuramente. Prego. Buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito, perché mi fregio di essere di origine siciliana, quindi nata ad Agrigento, per cui vi ringrazio doppiamente per l'invito, non solo quello istituzionale.
Allora, sarò breve, ma è inutile rimarcare il fatto che la pandemia del 2020, insomma, iniziata nel 2020, abbia di fatto creato una frattura sociale. Abbiamo visto l'emergere di due classi sociali differenti tra di loro. Quella del 27, dei garantiti, e quella dei nuovi lavoratori alla fame. Purtroppo i piccoli e medi imprenditori fanno parte di quest'ultima categoria, sebbene loro contribuiscano in maniera sostanziale, maggioritaria al sistema economico italiano, allo sviluppo del sistema economico italiano. Se guardiamo in particolare la Sicilia, nostra bella isola, abbiamo visto un calo del fatturato di circa del 41, abbiamo visto anzi aziende 41,2% delle aziende chiudere. Abbiamo visto protagonisti il 37% di addetti e un calo di fatturato di circa del 32%, del 31,8%. Questo è quello che succede in Sicilia, nel mezzogiorno. Comunque non possiamo negare che il Covid ha avuto anche effetti nel nord. Io credo che gli imprenditori siciliani credano solo due cose. Innanzitutto che ci sia una semplificazione delle leggi e delle leggi volte a rendere le imprese delle industrie siciliane o del mezzogiorno competitive, perché si trovano a competere con le industrie del nord che hanno che hanno infrastrutture che le favoriscono nel rapporto con i paesi del centro Europa. La Sicilia diciamo, vive soprattutto di turismo, dell'industria del turismo e dell'agricoltura. Industria del turismo che abbiamo visto un calo del 35,2% di presenze rispetto al 2019. Io credo che bisogna adottare delle politiche di medio e lungo termine volte a recuperare questo dato dell'industria del turismo e che le collochi dove il turismo dovrebbe stare, perché in Sicilia ricordiamo che è una regione che offre dei paesaggi meravigliosi, cultura e tutto quello, ed è conosciuta in tutto il mondo. Quindi meriterebbe un posto di primo ordine anche rispetto a tutta l'Italia. Io credo che purtroppo la pandemia abbia contribuito a questa nuova a questo nuovo diciamo a questa nuova mancanza culturale, sociale, economica, ma già prima del Covid la Sicilia viveva una crisi economica abbastanza importante. Infatti vediamo che i migliori elementi giovani nella maggior parte dei casi sono emigrati al nord o anche all'estero. Se noi chiediamo a questi giovani il motivo per cui vanno al nord o all'estero, perché in Sicilia non vi è la possibilità di crescere in maniera adeguata alle loro potenzialità, ai loro studi. Noi dobbiamo, attraverso delle politiche non di breve termine, ma politiche di medio e lungo termine, dare gli strumenti a questi giovani per poter fare impresa nella loro terra, per poter crescere nel loro territorio, e questo è molto importante. Condivido tutto quello che ha detto il vicepresidente della regione, bisogna parlare di defiscalizzazione per chi investe nella vostra penisola. Non dimentichiamo che la Sicilia paga un costo per la sua insularità di circa 6,5 miliardi l'anno, che è il dato che a livello nazionale la pandemia ha subito, però a livello nazionale. Quindi in Sicilia si parla, scusatemi, secondo me bisogna ripartire oltre dalla semplificazione delle leggi, bisogna rendere le imprese siciliane competitive. Come si può fare? Attraverso le infrastrutture. Allora, il ponte di Messina si cerca circa da 40 anni, se ne parla. Io credo che per fare questo benedetto ponte, lo stretto di Messina, occorra delle politiche nuove, un progetto innovativo e non un progetto con competenze basate su progetti della Prima Repubblica. Occorre che veramente, ripeto, ci sia un progetto innovativo e che si possa far ripartire l'economia, sia per quanto riguarda il trasporto su gomme e per quanto riguarda il trasporto ferroviario. Quindi questo permetterebbe alle imprese siciliane di essere competitive con le imprese del nord e di una maggiore competitività anche a livello globale, perché non si può, bisogna ragionare a 360 gradi e bisogna tenere conto della posizione e della collocazione geografica della Sicilia e vederla in un mercato globale, non solo nazionale ma globale. Quindi gli strumenti ci sono, abbiamo visto che a livello nazionale c'è stato il credito d'imposta, quindi il credito d'imposta che l'imprenditore può cedere è tra farne liquidità, quindi è impensabile che il livello fiscale si possa abbassare nel breve tempo
ma anche per una tassazione, per una tassazione, quindi una pressione fiscale alta, se vi sono dei crediti d'imposta che permettono all'imprenditore di cederli e perdendo una piccola percentuale di ricavarne liquidità, ben vengano. Quindi gli strumenti ci sono tutti, le potenzialità tutte. Io ho conosciuto dei ragazzi giovani in Sicilia, volenterosi, conosco anche delle realtà abbastanza preoccupanti, non posso non parlare dello stabilimento di Termine Imerese, ex stabilimento Fiat, che ha lasciato a casa l'indotto palermitano, 700 famiglie a casa. Quindi bisogna adottare delle politiche che portano queste strutture ad essere di nuovo efficienti e a vedere quello che il mercato chiede. Dopo di questo io lascerei la parola ai miei colleghi, ringraziandovi nuovamente per l'opportunità che avete offerto all'inizio di una collaborazione fruttuosa. Grazie. Pronto, grazie. Grazie Alessia Ruggeri, sì, non vedevo, intanto la connessione purtroppo ancora ad oggi, se da un lato ha aiutato a poter andare avanti, poter portare avanti il lavoro e anche i tavoli, ogni tanto fa degli scherzi, quindi grazie Alessia Ruggeri, sicuramente avremo modo di instaurare, di portare avanti le connessioni, perché noi crediamo nel network, lo abbiamo dimostrato con questo progetto, e quindi abbiamo bisogno di avere tanti riferimenti con cui creare squadre, con cui creare sistema e portare avanti i progetti. Quindi ci vedremo presto. Grazie Alessia Ruggeri. Mi pregio di presentare il prossimo ospite. Inizio dal titolo del suo intervento, che è promozione dei giovani e delle start-up in un momento di crisi. Un imprenditore seriale, personalità poliedrica dal mondo imprenditoriale e finanziario italiano, ha portato avanti per anni l'attività per cui da sempre sente una vera e propria vocazione, quella di formatore, che lo ho visto su palchi, per meeting, convention in Italia, in giro per il mondo, speaker motivazionale, ha portato sino ad oggi oltre 180.000 persone in differenti paesi. Abbiamo oggi presente il dottore Daniele Viganò. Eccomi, buongiorno a tutti. Buongiorno, è piacere di incontrarla. Grazie a te. Benvenuto. Grazie Davide, complimenti a voi due, perché l'Italia ha bisogno di queste cose, ha bisogno di ispirazione, ritengo, e voi state dando un grande contributo, quindi ringrazio anche quello che state facendo col vostro straordinario portale Io Compro Siciliano, che veramente voglio invitare tutti quanti a utilizzarlo, ma non solo in Italia, nel mondo, perché in Italia ci sono così tante eccellenze, molto spesso non sono ancora conosciute nel mondo. Ringrazio anche la regione siciliana, anche perché è una regione a me cara, a me e alla mia Academy che porta il mio nome, molto cara, perché dovete sapere, Giuseppe e Davide, che io da lì, a gennaio del 2019, ho iniziato il mio primo vero tour per il lancio del mio libro 7 giorni per volare. E la mia casa editrice, che non è certo una sconosciuta, mi disse: ma perché parti dalla Sicilia, da Palermo? E dissi: perché la Sicilia non mi ha mai tradito, e perché sono sicuro che un po' di persone verranno. In realtà, come anche la numero 1 della mia Academy, che è Lucrezia Lobuono, che probabilmente ci sta ascoltando, pensavamo di trovare 30, 40, 50 persone, invece a Palermo, all'Hotel Palace, che tutti quanti voi conoscete, la sala era gremita, c'era gente sulle scale, oltre 250 persone, tanto che il maître disse QE, che io l'ho capito solo dal gesto, ok, QE, questo qua. E quindi praticamente, insomma, è stata sempre una città, Palermo, e una regione straordinaria che mi ha portato sempre grande fortuna. Dobbiamo anche ricordarci, tra l'altro vedo molte persone davvero partecipi che stanno scrivendo, coinvolte, e questo la dice lunga sull'importanza di queste cose, di queste trasmissioni. Noi stiamo usando oggi la tecnologia che fino a 25 anni fa non avremmo potuto usare. E quindi
lasciatemi dire, questo mio breve intervento, ma che spero possa essere di utilità, ci tenevo a dire poche cose, alcune le ho scritte anche nel mio libro. La prima è che ogni grande crisi, e tutti quanti noi lo sappiamo, e prima c'erano ospiti molti più illustri di me, vi ringrazio, mi avete dato ospiti straordinari che hanno già raccontato cose importanti. Quello che mi sento di dirvi e di condividere la mia esperienza imprenditoriale di quasi 30 anni della mia storia è che ogni grande crisi, se affrontata nella maniera giusta, porta grande opportunità. Come sempre possiamo soffermarci o fermarci a lamentarci di quello che non c'è e magari dei pochi sostegni che abbiamo, oppure possiamo cercare di capire come in questo momento i giovani soprattutto, ma io direi un po' tutti quanti, possiamo in questo momento trovare magari anche il modo, la maniera per lanciare una idea che avevamo nel cassetto, un'idea a cui avevamo pensato ma non abbiamo mai avuto il coraggio di lanciare. Ecco, questo è il momento dei coraggiosi, gli stessi coraggiosi che sono sbarcati in quella regione straordinaria nel 1860 e che grazie a questa regione di 5 milioni di persone è stata determinante per il Regno d'Italia, per l'Unione. E quindi quegli stessi coraggiosi di questa regione mi piacerebbe che alzassero un'onda di coraggio, non solo verso l'Italia, ma verso un po' tutto il mondo, perché questo è il momento. Voglio ricordare che fino a 20 anni fa non immaginavamo che 2 torri potessero essere abbattute, era l'anno 2001, anche lì pensavamo che non si potesse più viaggiare, che il mondo sarebbe finito e tutto, e anche lì alcuni già mesi dopo o anni dopo si sono creati nuove opportunità, nuove business. Se ci pensiamo, la rivoluzione digitale nasce da lì. Nel 1999 una grande rivista inglese, che non dico il nome, disse che la rivoluzione digitale era un'autentica cazzata, ma lo diceva in copertina. Oggi l'80% dei suoi ricavi di questa società è data, grazie al cielo, da questa rivoluzione digitale, che è la stessa che ci permette oggi di ascoltare così tante persone straordinarie, di ascoltarti a te Davide, a te Giuseppe, e per le persone che ci stanno ascoltando, magari da una parola, da una frase, da un'idea, poter cambiare la loro vita. Nel 2001 anche lì sembrava una cosa che potesse metterci in ginocchio, invece i più coraggiosi sono stati i primi a spingere ed è nata la vera autentica rivoluzione digitale. Ricordiamoci che alcune tra le più grandi imprese sono partite da là. Un tempo scendevamo da casa, se ricordate, in Sicilia, in Lombardia, in Piemonte, nel Lazio, e trovavamo i pacchetti delle poste, oppure trovavamo i pacchetti di Postal Market. Oggi quando scendiamo da casa, nel portone nostro o in portineria, che cosa troviamo? Troviamo i pacchetti di Amazon o in Amazon Prime. E solo 20 anni fa era impossibile una cosa di questo tipo. Ed è chiaro che lui è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. Ci ha creduto dall'inizio. Ricordiamoci che Jeff Bezos parte dalla vendita dei libri. Poi ha capito che vendendo solo i libri non funzionava e ha capito che avrebbe dovuto, che l'idea era giusta, ma avrebbe dovuto offrire un po' tutto quanto, diciamo, agli utenti. Qualche anno dopo ci fu un'altra crisi, la crisi di Lehman Brothers. Tu Giuseppe, tu Davide e soprattutto gli ospiti che c'erano prima, molto più conosciuti di me, ricorderanno che la prima banca di investimenti mondiale per importanza è fallita e tutti pensavamo che fallisse il sistema mondiale finanziario. È stata messa a dura prova, sì, ma anche lì dai debiti subprime in America, quindi la caduta delle alcune grandi banche, tra cui Lehman Brothers, poi ci sono state anche lì grandi opportunità. Molti clienti miei, per esempio, li ho portati a investire negli Stati Uniti, hanno comprato appartamenti a prezzi notevolmente più ridotti, ma non solo in America, un po' in tutto il mondo. Anche Lehman Brothers ha dimostrato, ricordiamoci, che Facebook, che StreamYard, da cui stiamo producendo oggi questa trasmissione che voi fate in maniera straordinaria tutte le settimane,
Instagram e tutti i grandi social, senza la quale oggi sembra che non si viva, perché siamo tutti un po' social, non esistevano fino a prima di Lehman Brothers. E se ci pensiamo, l'idea di Mark Zuckerberg, che uno dice pazzesca, idea incredibile, Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Facebook, l'abbiamo un po' arricchito tutti quanti noi, perché tutto sommato che cosa vende Facebook? Vende le storie, le nostre. Questo è quello che vende. Lo devi immagazzinare? No. Ha bisogno di grandi magazzini? No, solo per i server. Anche lì lui ha colto un'idea, ricordiamoci, voleva cercare di ligare, si dice in spagnolo, far sì che tra uomini e donne in università si potessero conoscere ed eventualmente poi frequentare. Ma anche lì da un'idea è nata poi una vera e propria rivoluzione digitale. Quindi anche una ennesima dimostrazione che quando sembra la punta del fondo, poi da lì si può ripartire. Un mio caro amico di Palermo, Gianni, che è una splendida impresa, PromoShops, disse una volta, che credo sia una cosa che si dica in tutta la Sicilia, che più buio della notte non può fare. E credo che sia, wow, una frase fantastica. Dopo la fine, tra 2 minuti, ve ne darò una mia. A tutti i giovani dico, e meno giovani, perché io ho superato i 30 da qualche anno, insomma, da un bel po', però mi sento un trentenne per la voglia di fare, per la voglia di creare, e sono disponibile per tutte le persone, quindi tutti quelli che mi vogliono scrivere, avere un consiglio, potete scriverci info@danielviganò.com. E la prima cosa, proprio per voi, potete avere il nostro ebook gratis, dove in 52 pagine io do tutta una serie di consigli su come cercare di far volare la propria idea, la propria impresa. Uno dice, ma Daniele, non si trovano risorse finanziarie? Si possono trovare. Io ero uno di quelli che non le aveva, non potevo contare sulle banche. Molto spesso c'è un bel detto in Spagna che dice che ti danno l'ombrello quando c'è il sole, ma io lo dico tra imprenditori, noi abbiamo bisogno dell'ombrello quando piove, non quando c'è il sole. Quindi però è un'altra cosa in cui io come imprenditore mi devo dire, non devo prendermi questo che magari le banche in questo momento non finanziano tutti o non mi finanziano come un buon alibi per non fare nulla. No, anzi dobbiamo prendere questo come un buon momento per invece lanciare, perché magari uno tra 6 mesi può lanciare la propria attività, la propria impresa, può creare la propria startup innovativa. Io tra 7-8 mesi lancio una nuova catena di negozi e molto probabilmente, pensate all'opportunità, siccome in molti purtroppo hanno chiuso, ci saranno gli affitti molto più economici, molto più bassi. Anche qui un'opportunità per tutti quanti. E quindi insomma invito tutti quanti a usare questo. Metaforicamente è un po' come se per 14 mesi, soprattutto per i primi 3 mesi è stato di vero lockdown. Qua in Italia e anche in Spagna, tu sai, Giuseppe, che io viaggio tra Milano, Barcellona e ormai spesso anche Dubai. È un po' come se tutti fossimo stati, amo la Formula 1, consentitemi la metafora, al pit stop. Dovevamo cambiare le ruote. In realtà noi abbiamo avuto questo pit stop lungo per cercare di riflettere. Sto facendo la cosa giusta? Quello che sto facendo mi motiva? Il mercato dove io sto lavorando è un mercato per il futuro? E qui ho dato una definizione che troverete nel mio ebook, che è completamente gratis, 52 pagine completamente gratis, dove io do una definizione di stagno e fiume. Stagno, Blockbuster era finita nello stagno, anche se era ricca, famosa, aveva un sacco di risorse e aveva 5.000 negozi, ma non si era accorta che la sua tecnologia era finita. Quindi domandatevi se il vostro business è stagno o fiume, cioè se è un business che ormai è obsoleto e non funzionerà più, oppure fiume, che è tutti quei business dove secondo me hanno e possono avere veramente grande presa e grande futuro. Quindi io in questo ebook, che invito tutti a chiederci per regalarlo, e regalatelo ai vostri amici, non avremo problemi di copie nel regalare questo, e anzi
lo sento un po' come dovere sociale, quello di cercare di aiutarci tra di noi affinché ognuno di noi possa, anche nel momento più difficile, e probabilmente non è difficile nell'860, quando 1000 persone sbarcarono in quella isola straordinaria, non è più difficile, anzi abbiamo 1 milione di volte più possibilità. Quello che io dico invece, invito tutti a riflettere, è forse è cambiata un'epoca, forse è cambiata un'epoca in cui uno dovrebbe cercare di utilizzare il proprio talento liquido, che è quel talento che, un po' tutti i media mi hanno intervistato su questo, sia in Italia che fuori, è quel talento che molti di noi, o quasi tutti, non abbiamo utilizzato, perché è quel talento un po' sopito, che abbiamo un po' all'interno della nostra anima, perché il tempo corre, le settimane, i mesi passano, il tempo vola, passano gli anni, e quindi poi ci ritroviamo magari in una carriera, in un lavoro che non ci piace. Ecco, spero che questo pit stop obbligato che ci abbiano fatto vivere abbiano dato la possibilità a ognuno di voi di riflettere su quello che davvero vi fa felici, su quello che davvero si motiva e sul coraggio che ognuno di voi dovrebbe avere, e vi aiuteremo in questo con la nostra Academy per cercare di diventare un po' più alchimisti. Mi definiscono alchimista, con questo chiudo, perché sono, come tu dicevi Giuseppe, un imprenditore seriale. Innanzitutto nessuno mi aveva mai insegnato a essere imprenditore. Posso dirvi, Leonardo Del Vecchio è la testimonianza che imprenditori non si nasce. Si nasce probabilmente poeti, ma non imprenditori, si impara. E credo che oggi più che mai ognuno di noi sia imprenditore di se stesso, perché guida se stesso e la propria famiglia. E credo che la storia di questi ultimi 14 mesi, ma anche degli ultimi 20 anni, e la mia esperienza, possa magari esservi di utilità affinché ognuno di voi possa occuparsi all'interno della giornata di più cose. Non limitatevi a usare il vostro tempo, il vostro talento in una sola cosa, ma fate come hanno sempre fatto nella storia le donne, che sono straordinarie, sono sempre usate il loro talento liquido. Io invito anche nel mio libro, perché credo molto nelle donne, nella loro leadership, nella loro sensibilità, e invito tutti quanti voi a usare il nostro talento liquido. E magari se qualcuno potesse dire: Daniele, non so come fare, scrivetemi, info@danielevigano.com, vi regaleremo l'ebook. Una persona più famosa di me diceva: un incontro ti cambia la vita, con una persona, un articolo, un'informazione, un programma esattamente come questo. E ricordatevi anche, questo l'ho scritto sì nel mio libro, che questo è un momento in cui non ci si può arrendere, neanche emotivamente, e so che sono stati emotivamente duri gli ultimi 14 mesi. Ho 2 figli, uno di 19, una di 16, e quindi è stato veramente duro, perché nessuno di noi era preparato per essere chiuso all'interno di uno spazio piccolo o grande che sia. Però c'è una bella frase che ho scritto su cui credo fermamente, che dice così: chi si arrende non vince mai, chi vince non si arrende mai. E quindi invito tutti quanti voi a non arrendervi, a tenere soprattutto alto il morale, l'emotività, perché se la vostra emotività, il vostro credo verso voi stessi, la vostra volontà di creare e di dare luce alle vostre idee è presente, non c'è crisi che possa fermare il nostro talento, che è molto più liquido di qualsiasi altra cosa. Grazie Giuseppe, grazie Davide, grazie a Io Compro Siciliano, a cui auguro il meglio davvero, perché ho bisogno di queste eccellenze, e grazie alla regione siciliana che da sempre mi porta fortuna, mi ha voluto bene. E se il mio libro, che non è ancora best seller, ma ti ringrazio, perché probabilmente con le tue parole magari lo diventerà, però sia venduto migliaia e migliaia di copie, e soprattutto oggi è stato comprato anche in Latino America, quindi è presente in 24 mesi. Per uno come me, che non pensava neanche di vendere 100 copie agli amici, essere presente in 24 paesi è più che un sogno. Quindi un augurio a tutto quanto voi di non arrendervi, perché chi vince non si arrende mai. Grazie ancora a tutti voi. Grazie Daniele, grande come al solito. Io ti conosco da parecchio tempo
E c'ero anch'io nel gennaio 2019 proprio in quella, durante quella tua esposizione all'hotel, in quell'hotel a Palermo, e fui tra quelli che non potetti neanche entrare dentro la sala perché era veramente gremita. E tu sei un grande formatore, una grande persona, perché dai degli stimoli in continuazione agli imprenditori per andare avanti, per non fermarsi alla prima crisi, ma proseguire nella propria attività, cambiare anche atteggiamento, adattarsi al momento. Io dico a tutti i miei, anche i miei clienti, bene o male, anch'io amo definirmi imprenditore seriale come te, e faccio business coach anche alle aziende, agli imprenditori. Realmente una crisi può essere sempre superata ed è sempre un'opportunità, perché un'opportunità basta coglierla, basta adattarsi al momento delicato che si sta attraversando, si trova sempre una via per poter crescere e potersi evolvere. Adesso andiamo a parlare proprio di innovazione, di tecnologie, con un caro amico, nonché una persona veramente preparata, una persona che fornisce proprio ai propri studenti quelle particolarità, quelle sue esperienze, quelle sue attitudini che li rende sicuramente dei lavoratori futuri migliori, e che possono fornire veramente qualità al lavoro. Presento a voi il professor Massimo Villari dell'Università di Messina. Mi sentite? Sì. Caro Giuseppe, è veramente un piacere, grazie per la presentazione, sono veramente onorato di stare qui con voi, perché innanzitutto partite bene dal mio punto di vista, perché questo compro siciliano non può farmi dire che lo sono siciliano, mi sento siciliano sino nelle ossa, sino al singolo capello, nella cultura, nei modi di dire, del cui è chisto che diceva Daniele poc'anzi all'interno della presentazione del libro. Sì, perché il siciliano è anche questo, effettivamente, è colorito per quello che vediamo nelle rappresentazioni di Montalbano, che ho rivisto la 100ª volta ieri, o le varie presentazioni, che possono essere più o meno fedeli, ma comunque c'è un pezzo di noi. Quindi io ringrazio voi per quello che state facendo, perché è questo il modo di procedere, il modo, come diceva Davide opportunamente all'inizio, di diffondere una cultura dell'ottimo, una cultura del fidato, della qualità, e non del piangersi addosso, e di cambiare mentalità. È vero che si piange addosso perché la Sicilia è sempre stata martoriata, quindi non da nascondersi, in mezzo a questo Mediterraneo di funesto, di conquiste. Noi a Messina ce lo ricordiamo, non tutti, perché il 908 dico sempre che ha cancellato la nostra memoria. Sono contento di essere qua, e vi dico subito che io stamattina ero già sveglio alle 6 del mattino, perché c'era una conferenza mondiale a cui ho partecipato e si teneva a Melbourne. Dovevo essere a Melbourne, caro Giuseppe. Non ci sono potuto andare perché il Covid non mi ha permesso, il Covid non mi sta permettendo di viaggiare, questo mi brucia non poco, effettivamente. Ero lì effettivamente perché fra i vari pazzi siciliani abbiamo detto a questa conferenza mondiale, mai tenuta in Italia, di tenersi a Taormina il prossimo anno. Quindi vi do una notizia inedita, effettivamente, quindi che allargo tutti quanti voi, nell'ambito, diciamo così, dei sistemi computerizzati più innovativi del mondo. Si chiama CCGRID, è 20 anni che si tiene, è tenuta appunto a Melbourne, a Sydney, a Toronto, a Londra, in tutte le parti del mondo. E poi, guarda caso strano, in Sicilia, effettivamente, verrà tenuta a Taormina, perché parliamoci chiaro, è il nostro fiore all'occhiello per tutti noi siciliani, in qualche maniera che ci permette di offrire, ma non c'è solamente Taormina, quella è una scusa che facciamo dire qua, e poi chiaramente la classica slide sia sulle attrazioni siciliane ma anche sul cibo siciliano non poteva mancare, giustamente. E la cosa che mi ha fatto molto piacere è appunto un collega di Vienna, un docente abbastanza illustre della tecnica dell'Università di Vienna, ha detto, dice, ok, quando si va in Sicilia io mi sento a casa, effettivamente. Poi facevo vedere la classica slide degli aerei che transitano dal nord Europa, effettivamente, che dovremmo cominciare a capire effettivamente che abbiamo veramente tanto. Oggi c'è una giornata splendida, sono qua a Messina, sono di fronte al ponte sullo stretto, ma non c'è, giustamente, perché essendo nella zona nord di Papardo, e mi godo onestamente anche questo transito dalla Messina centro alla zona nord, per chi non ha mai visto il luogo, diciamo, la parte più vicina alla penisola, che è veramente un contesto meraviglioso, e possiamo dire tranquillamente che la nostra Sicilia offre dei panorami che non esistono al mondo e ci fanno ispirare. Quindi
ripeto, ti ringrazio Giuseppe per l'osservazione. Sì, io cerco di spingere ragazzi, oggi all'interno del gruppo siamo più di 20 persone che cerchiamo di operare su tecnologie innovative. Diciamo, ma a Messina è possibile? Sì, a Messina, in Sicilia, accanto a voi effettivamente, accanto sotto l'ombrello di università che sono veramente grandiose, con cui collaboro. Parlo di Palermo, parlo di Enna, parlo di Catania, perché mi piace collaborare, perché il futuro è della collaborazione. Il social ci ha fatto capire questo. È un social triste, però non ce lo scordiamo, perché non ci fa incontrare, non ci fa guardare negli occhi, ma comunque è un buon social, perché se dovessi immaginarci col Covid tutto quello che poteva succedere, poteva essere veramente drammatico, non saremmo riusciti a uscirne fuori effettivamente. Quindi io sono un pieno assertore della tecnologia, non posso non esserlo effettivamente, perché io ci credo nella tecnologia, la insegno, sono delegato ai CT all'interno dell'Università di Messina, quindi per me tutto ciò che è informatica, tutto ciò che è software, tutto ciò che è cose nuove vanno fatte effettivamente. Giusto per dirvi, a Messina abbiamo lanciato il Click Day funzionante, permettetevi di dire effettivamente il Click Day per assegnare le bici, ed è incredibile come centinaia di persone, sono bici in comodato d'uso, un'iniziativa diciamo così, di sostenibilità, hanno accettato, quindi vedi che c'è una città pronta, vedi che c'è un popolo siciliano pronto effettivamente ad essere, diciamo così, dinanzi a delle sfide innovative per il futuro. Questo è quello che dobbiamo fare. Cosa dico effettivamente? Grazie a voi che avete in contatto con gli imprenditori, dobbiamo fare squadra, ci si deve rivolgere a chi è competente. Caro Giuseppe, sentivo te, ma anche Daniele, io in qualche maniera di accompagnamento al business non sono bravo a farlo, ma permettetemi di dire effettivamente che accompagnamento all'innovazione tecnologica sì, è il mio pane quotidiano effettivamente. Noi ragazzi ci divertiamo in ambito di intelligenza artificiale, in ambito di cloud, in ambito di IoT, queste parole strane ormai tutti quanti sanno, e sì, ormai sono le parole che fanno parte della nostra vita, perché non c'è impresa che non possa non diventare Industria 4.0, non c'è anche fondo europeo che non guardi effettivamente alla digitalizzazione, della digital transformation, tutti argomenti che conosciamo. Digitalizzazione per la pubblica amministrazione, digitalizzazione per le imprese, ciao Dar. Digitalizzazione un po' per tutti, effettivamente questo è il momento di portarla avanti. Abbiamo i numeri, abbiamo i ragazzi che ci credono, abbiamo l'università, abbiamo colleghi in gambissima, qua mi trovo nel mio studio qua, l'ingegneria, e con cui in qualche maniera permetteva ai ragazzi di collaborare, afferisco al Dipartimento di Scienze Informatiche, quindi tutti quanti stiamo cercando di portare avanti un discorso innovativo. Siamo partiti con un corso, per dirti Giuseppe, Davide, di data analysis in inglese, un sacco di studenti stranieri vogliono venire, andremo avanti con un corso di data science, poi in Italia, sia il primo che l'attuale, che molti vogliono in qualche maniera venire a Messina, sembra strano, se le competenze ci stanno, vengono, questo è quello che bisogna immaginarsi, e il siciliano lo sa fare. Lo deve saper fare però con il giusto network, lo deve saper fare con le giuste interazioni, capire qual è il suo limite, cosa può fare, quello che non può fare, alzi al telefono. Io dico sempre che 100 anni fa, prima del 1908, a Messina si faceva questo. C'era il calzolaio con l'esperto e lo chiamavi, c'era il barcaiolo che gestava la barca e lo chiamavi. Noi questo quello dobbiamo imparare grazie ai compiti siciliani. Dobbiamo dare ciascuno la propria expertise, dobbiamo dare le stellette, dobbiamo dire effettivamente, ma Giuseppe è bravo su questo, Davide è bravo su questo, Massimo è bravo su questo. A chi mi rivolgo? Non devo fare tutto io. Non ho mai tempo a immaginarmi il business, a immaginarmi come strutturarlo. Io chiedo, mi rivolgo a chi è più bravo di me a confezionare un bando, a fare qualche altra cosa. Io mi occupo di quello che sto a fare. Questo devo cominciare a capire tutti quanti effettivamente che la rete funziona, le conoscenze vanno condivise e lo devo fare anche ai nostri attitudini. Poi per quanto riguarda, è vero, siamo penalizzati, siamo un'isola, non ci sono tante connessioni, però la connettività internet ci deve essere al centro del mondo. Il vicepresidente Armao sta provvedendo ad avere connettività da tutti i lati della nostra, dal Nord Africa, dalla Spagna, dalla Grecia, dal Nord Italia, effettivamente per essere connessi, questo volo di connettività con dei fondi europei, e ho assistito a diversi meeting organizzati da lui, quindi di fare squadra, quindi network infrastrutturale, e quindi siamo connessi, e a casa mia oggi mi arrivano 3 linee diverse di connettività, posso avere Vodafone, posso avere Open Fiber, posso avere Team, posso avere chiunque, che mi connettano anche al telefonino, quindi non è più un problema di infrastrutturazione. Ok? Il cloud perché esiste? Il cloud esiste effettivamente perché se abbiamo un business, facciamo partire sistemi che costano 10 euro, domani costeranno 1000 e dopodomani costeranno 1 milione. Gli americani l'hanno capito, seguiamoli, non è una strada impossibile da fare. Altra cosa che vi dico, effettivamente stiamo cercando anche con l'università, ma anche con l'amministrazione, di creare un polo di innovazione tecnologica. Noi metteremo su un iHub, Giuseppe, te ne ho parlato effettivamente, un innovation hub che metteremo al suolo un'area concretamente per costruire dei building innovativi, farci arrivare chi? I nostri figli. Se ne sono andati, è finita, è fatta. Se non li blocchiamo, se non lasciamo qua da noi, andranno a mancare le nostre. Chiaramente non deve essere un discorso egoistico, possono andare dove voglio, ma devono scegliere.
Devo dire effettivamente io ho l'eccellenza pure a Palermo, ce l'ho a Agrigento, ce l'ho a Messina, ce l'ho a Trapani, ma ce l'ho anche a Reggio, ce l'ho a Cosenza. Io ho ottimi colleghi sulla mia università, ce l'abbiamo in un contesto che sino ad oggi è stato sempre depresso, non lo può più essere. Questa è l'ultima sfida. C'è il corso del recovery fund, del recovery plan, devo cominciare a capire effettivamente che la possibilità di crescere c'è. Devo cercare di mettere le persone giuste al posto giusto. Questo è quello in qualche maniera che mi va di dire effettivamente che io ribadisco, personalmente non mi fermo, organizzo meeting che già 14 ore al giorno non bastano, ma i ragazzi sono tanti, vogliono delle risposte agli studenti in qualche maniera, loro lo sanno, quello che non si può discutere del professore Villa è di lavoro, di più sì, di meno no, quindi ormai lo sanno, mi scuso con loro effettivamente, poi ci ho obbligato anche con un sacco di studenti, prof, qua divento manicomio, non ce la faccio, non mi lauro, non mi faccio, mi dico, spuntano dopo 3 mesi, mi chiamo, prof, grazie, e dico, chi lavora a Berlino, chi lavora in Germania, chi lavora in Spagna, chi lavora dappertutto e che mi invitano, perché io girando l'Europa dice, io ancora sto facendo quegli applicativi che lei mi aveva spiegato, quindi questo è quello che bisogna fare, in qualche maniera cercare di far capire alle nuove generazioni che siamo qui per aiutarli, per aiutarci, per aiutare tutti quanti noi, per non farli scappare chi vuole, effettivamente qualcuno vuole rientrare, lo facciamo rientrare, gli diamo gli uffici, fa un click, mentre si trova a New York, dice 15 giorni a Messina, 15 giorni a Palermo, fa un click, prenota, entra su un volo e quello è il futuro. Ce l'abbiamo chiaro, nulla, per la sostenibilità, nulla può essere acquisito, nulla può essere violentato, come ho fatto anche la natura, tutto deve essere clic e vai. E l'ha capito Airbnb è disperata, cioè Airbnb dopo un anno di blocco dice non so come ripartire, tutti vogliono viaggiare, facciamolo venire in Sicilia, organizziamoci, con gli Airbnb, con gli hotel, tutto quello che serve, organizziamo un end-to-end, dicono gli inglesi, dall'inizio alla fine, diamogli tutto, non sono i 5 euro in più che ti vanno a chiedere, non gliene frega niente. Ma facciamo vedere che c'è un percorso di trasparenza, facciamo vedere che c'è un percorso di qualità, facciamo vedere che c'è un percorso di esperienziale, che tu giri per quegli uliveti della Sicilia, quelle colline che sono meravigliose. Questo è il futuro imprenditoriale. In cui ti fermi un attimo, assaggi quel pezzo di formaggio fatto per come va fatto, in cui vai a agganciare la storia, che possibilmente quel formaggio è venuto fuori da Normanni, è venuto fuori quella granita dagli arabi, quello che sia, perché questa è la nostra cultura. E ne dobbiamo avere vanto, così ne abbiamo vanto del nostro dialetto, questo per esempio. Far capire effettivamente che la nostra, anche la nostra lingua è piena di cultura. Anche Armao in questo momento si trova a Roma, lui si trova nella sede più antica d'Europa come Senato, cioè, che però a tempi di Ruggero II, cioè, questo stiamo discutendo, ma è chiaro cosa abbiamo davanti alle nostre mani, è chiaro cosa possiamo fare. Quindi il mio è, Giuseppe, e concludo, un invito a guardare avanti tutti quanti assieme, ad non sconfinare ciascuno di noi effettivamente e a procedere per questa nuova sfida post-Covid. Facciamoci trovare pronti con il Compro Siciliano, con le piattaforme giuste che servono, con la condivisione, facendo capire effettivamente cosa siamo in grado di fare, facciamo network ed avanziamo. Giuseppe, spero di non essere stato lungo, sinceramente. Assolutamente grande come al solito, perché tu dai un'energia, infatti io purtroppo, ahimè, mi sono laureato nel 2001 sempre all'Università di Messina, dove era iniziata l'era dell'informatizzazione e dell'informatica anche all'Università di Messina. Vorrei essere adesso studente tuo, in modo tale da percepire veramente, tu dai veramente il massimo, sei una persona eccezionale perché realmente credi nel tuo lavoro e lo trasmetti, che è quello che dovrebbe fare ogni docente. Io per adesso sto insegnando e so bene questa cosa. Io cerco di, anzi ne approfitto per salutare tutti i miei studenti, che so che nonostante sono a scuola qualcuno mi scrive che si sono collegati per vederci. E realmente il ruolo di un docente è proprio quello di trasmettere a chi ti ascolta quella voglia di avere quelle conoscenze, e quindi su questo realmente sei veramente un grande. Giuseppe, stiamo parlando di conoscenze internazionali, cioè i nostri studenti, lo possiamo dire tranquillamente, decidono di andarsene in Facebook, in Google, cioè ci ricercano. Non abbiamo nulla da meno, minimamente effettivamente. Io collaboro alla grande con colleghi del Collegio di Milano, di Torino, di Roma, di Sapienza, c'è un rispetto reciproco, ci rendiamo conto che si lavora tanto e quando si lavora e si studia i risultati arrivano a qualunque latitudine. E loro pigliano un po' di pizzico di video, c'è ogni tanto si girano la telecamera nei meeting virtuali e vedono uno spettacolo di natura, di clima, di cibo, dicono senti Massimo, quando è che ci possiamo rimuovere? Devi fare tu una volta organizzai un evento
cioè non si sta organizzando tanto, ma anche un evento europeo proprio alla punta del Faro, che è la parte più estrema nord della Sicilia, ed era un evento di un meeting di un progetto europeo con partner olandesi, inglesi, irlandesi, spagnoli. Cioè io il giorno pomeriggio non potevo tenerli dentro, se ne andavano a mare. Cioè, ma tu sei pazzo che ci fai qua il meeting? Quindi la mattina era di meeting, poi giustamente il pomeriggio era di mare, ma abbiamo lavorato di meno? Assolutamente no, abbiamo lavorato meglio. Quello pure riesce a rendere. Io sono davanti al monitor 14 ore al giorno, lavoro di più, non lavoro peggio. Non significa spremere, significa fermarsi, farsi ispirare dalla natura, significa essere sostenibili, significa riflettere, condividere. Social, quello vero, in cui vai là, ti mangi una buona granita o ti mangi un'arancina ma non ce ne frega niente. L'importante è che sia il nostro contesto. Grazie Giuseppe. Davide. Grazie, assolutamente condiviso il network alla base, le competenze e poi il volere di più. E sicuramente il ruolo dei docenti oggi deve essere anche innovativo, voi ne siete un esempio. Ora finalmente abbiamo la possibilità di poter presentare il nostro assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale, il professore Roberto Lagalla, che invito ad entrare per il suo contributo e lo ringrazio per la presenza. Ma innanzitutto grazie a voi per l'invito e ovviamente le scuse per queste intromissioni diciamo quasi a piedi uniti, ma purtroppo ormai le giornate sono segnate dal dominio del web. I webinar sono messi in fila uno dietro l'altro e obbligano evidentemente a dover rendere compatibile il lavoro d'ufficio con il lavoro che normalmente un tempo veniva svolto all'esterno dell'ufficio. Devo dire, senza che nessuno abbia ad adontarsene, secondo me con un reale vantaggio, come veniva ricordato poco fa dal professore Villari, per le relazioni umane, per il godimento dei luoghi e per la possibilità di maturare esperienze diciamo di tipo antropologico più ampie di quelle che la tecnologia non ci costringe a fare. Detto questo, di tecnologia dobbiamo parlare e la tecnologia stiamo usando, e mi piace affrontare molto brevemente questo problema sul versante della consapevolezza della sopravvenuta e necessaria valorizzazione delle competenze trasversali, tra le quali ovviamente la competenza digitale, la competenza informatica, al centro peraltro della transizione digitale del PNRR, diciamo diventa un elemento assolutamente centrale e qualificante. Vorrei dire non solo il vettore informatico come opportunità di comunicazione senza limiti di fisicità, ma anche come strumento ordinatore dei processi e come tale quindi straordinariamente importante per fornire valore aggiunto a tutti i segmenti della produzione umana e dell'attività istituzionale. Ma accanto al valore della tecnologia digitale come elemento portante della trasversalità dei saperi, l'altra grande trasversalità è quella del vettore linguistico, cioè è quella della possibilità di operare nel mondo della produzione e dei commerci attraverso abilità linguistiche diverse da quelle che siano limitate solo alla lingua madre del paese di provenienza. Perché noi abbiamo scontato in Sicilia gap occupazionali, ma anche opportunità commerciali per effetto di queste limitazioni e di questi limiti. Non è un caso se su questo segmento la Regione Siciliana, l'assessorato che dirigo, è voluto intervenire con una filiera di finanziamento del bando Giovani 4.0 che proprio riserva
al conseguimento delle certificazioni linguistiche un voucher aperto a tutti i giovani siciliani che ne fanno richiesta, perché siamo convinti che insieme al tema della promozione della cultura digitale all'interno delle scuole, quello dell'apprendimento linguistico sia un altro tema fondamentale. Tutto ciò detto, io credo che il convegno di oggi riproponga sullo sfondo un altro grande mantra degli ultimi decenni, e che è quello del rapporto tra istruzione, formazione e lavoro. Si è fatto sempre un gran parlare del collegamento diretto tra il mondo dell'impresa, il mondo dell'università e il mondo della scuola, ma in realtà non sempre questo esercizio è riuscito. Ed è anche un connubio che non è sempre facile conseguire. Io ho avuto per 7 anni, come è noto, l'opportunità, il privilegio di essere rettore di un grande ateneo quale quello di Palermo. Ebbene, il rapporto con l'impresa, pur premendo sull'acceleratore dei corsi di autoimprenditorialità, sull'incubatore di impresa all'interno del sistema universitario, sulla compartecipazione a bandi competitivi, diciamo, per troppo tempo è rimasto non un fatto organico ma un fatto occasionale. Abbiamo invece bisogno, soprattutto nell'ottica e nella logica dell'innovazione e delle linee direttrici del PNRR, abbiamo invece bisogno di ottimizzare questo rapporto e di preparare i ragazzi fin da molto giovani alla idea che la formazione e l'istruzione vadano finalizzate all'obiettivo occupazionale, vadano finalizzate all'obiettivo del lavoro. Da un lato, favorendo i processi di orientamento. Noi paghiamo un conto molto salato in termini di dispersione scolastica e di produzione di net, cioè di giovani che non sono impegnati né in attività di istruzione e formazione né alla ricerca del lavoro, perché questo è figlio da un lato certamente della depressione economica del sistema regionale, del Mezzogiorno d'Italia in larga misura, ma è certamente anche figlia spesso di scelte sbagliate, cioè di scelte non assistite sia nel passaggio dal primo ciclo di studi al secondo, sia nel passaggio dal secondo alle università o all'istruzione terziaria, non assistito da un adeguato sistema di orientamento, ma anche di esperienza scuola-lavoro, che deve essere vista appunto come una opportunità, come una prima finestra che si apre soprattutto con lo strumento dell'apprendistato di primo livello, che si apre evidentemente per favorire questo anticipato connubio tra il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione. Noi abbiamo lavorato in questi anni, e vorrei dire abbiamo lavorato non poco, sia nel favorire per il recupero della dispersione l'istruzione e la formazione professionale in obbligo scolastico sostitutiva dell'obbligo scolastico stesso. Siamo diventati la 4ª regione italiana per numero di studenti che attendono ai corsi IFP. Abbiamo stimolato molto, tanto nella scuola quanto negli enti formativi impegnati negli FP, la promozione dell'apprendistato di primo livello, quindi una concreta traduzione lavorativa del concetto di alternanza scuola-lavoro, vero e proprio sistema duale. Abbiamo persino avviato una sperimentazione sull'impresa didattica, cioè
fornendo contributi per realizzare attività di impresa all'interno della scuola a livello sperimentale, col sostegno evidentemente delle imprese stesse. Abbiamo spinto in termini di formazione terziaria, abbiamo spinto molto la costituzione delle fondazioni ITS, che mettono insieme, proprio per definizione istituzionale, all'interno delle fondazioni di riferimento, soggetti scolastici, soggetti universitari, soggetti aziendali, in modo tale da curvare la preparazione di questi studenti in possesso di un EQF5, quindi di un equivalente al diploma di scuola superiore, nelle condizioni di poter essere confacenti alle esigenze del mondo del lavoro e alle esigenze della produzione. Abbiamo lanciato un avviso, l'avviso 33, che pone le imprese come soggetti proponenti percorsi formativi per la creazione di competenze coerenti con l'esigenza dell'impresa stessa, cercando di invertire quel modello per il quale la formazione professionale era proposta dagli enti di formazione a un livello disgiunto dal livello invece della esigenza concreta del mondo del lavoro. Il fatto che a questo bando sperimentale abbiano aderito grossi gruppi industriali e aziendali siciliani ed italiani e che questo abbia, diciamo, quindi fatto una prima breccia all'interno del sistema ci fa ben sperare in vista della seconda finestra che andremo a realizzare da qui alla fine dell'estate, perché è evidente che noi abbiamo sempre più bisogno di innestare le iniziative del ciclo formativo dell'istruzione con le opportunità del ciclo della occupazione. Dicevo poco fa in un altro webinar, e certamente mi ritroverò a ribadirlo oggi in altre occasioni consimili, che non si può però ragionare solo su questo asset, perché è chiaro che l'istruzione e la formazione, vero è che sono serventi una competitività occupazionale che guarda non allo scenario limitato della regione, ma ovviamente guarda al piano nazionale ed internazionale. Quindi la sfida educativa è una sfida competitiva globale, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo immaginare, accanto e forse ancor prima della armonizzazione dei percorsi formativi e del rapporto istruzione-impresa, dobbiamo anche immaginare lo sviluppo economico possibile di questo territorio. Cosa vuole essere la Sicilia nei prossimi anni? Cosa vuole essere la Sicilia dal punto di vista del PNRR? Perché è chiaro che senza le premesse che fanno riferimento, ma che sono condizioni necessarie ma non sufficienti per lo sviluppo, occorre risolvere i nodi della infrastrutturazione materiale e immateriale e quindi della rete anche informatica ad alta capacità e potenza. Occorre risolvere il tema di quale sviluppo industriale o economico-commerciale e produttivo vogliamo implementare, perché evidentemente questo ci serve per assecondare coi percorsi formativi i processi economici. Abbiamo puntato molto sugli ITS, come dicevo, che costituiscono uno snodo fondamentale per poter flessibilmente adeguare nel tempo questo tipo di esigenza.
rendendola coerente col processo complessivo di sviluppo. E allora si tratta di cambiare la mentalità, di cambiare la metodologia, di cambiare le proposte, ma di inserirle dentro una cornice che tutti insieme dobbiamo costruire. È il motivo per il quale l'iniziativa di oggi di Io Compro Siciliano, che ha tra suoi meriti quello di voler fare sistema di una certa linea della migliore competitività siciliana, diciamo, occasioni però di riflessione come quella odierna ci consentono proprio di fare il punto sulla strada che si è fatta, e certamente non è poca, ma su quella che ancora ci attende e che almeno è lunga, almeno quanto quella che abbiamo fin qui percorso, se non di più e molto di più. Ecco che allora ritorna il valore della compartecipazione e della condivisione decisionale, ritorna il tema del confronto a tutto campo e ritorna il tema della unità della filiera progettuale. Non c'è progetto di futuro che non parta dal modello formativo o che non ricomprenda al suo interno il modello formativo, ma non può esserci modello formativo estraneo a una logica di sviluppo territoriale. Questo è un po', a meno che non si voglia sempre, diciamo, fornire manodopera qualificata ad altri territori e ovviamente mantenere qui, diciamo, quella meno qualificata o meno motivata, fermo restando che l'obiettivo resta sempre quello di assegnare a chiunque, diciamo, una opportunità, una chance educativa per l'inserimento a vari livelli nel sistema dell'economia. Certamente dobbiamo dimenticare, e concludo, il tempo del lavoro assistito, quello per il quale, essendo l'Italia una repubblica fondata sul lavoro, laddove il lavoro non c'è bisogna darlo per definizione, determinando una moltiplicazione di spesa improduttiva e di lavoro afinalistico che ha determinato danni in questa regione di gran lunga maggiori di quelli di Carlo in Francia, per usare un abusato riferimento. Allora è chiaro che noi siamo uno spicchio di un sistema, ma attorno a questo spicchio, ovvero questo spicchio deve inserirsi in un universo che sia fatto di organica programmazione e di tempistiche certe. La maggiore paura che io ho, soprattutto al mezzogiorno, è che le tanto decantate risorse che accompagnano questa stagione di ripresa e resilienza, diciamo, queste nuove risorse vengano utilizzate con strumenti amministrativi e burocratici vecchi. La riforma della pubblica amministrazione, la semplificazione dei processi per l'affidamento degli appalti e dei servizi resta un fatto fondamentale. Non può più neanche funzionare il vecchio ed abusato usbergo del rischio dell'infiltrazione mafiosa, perché o un'istituzione è capace di essere impermeabile oppure evidentemente non è in condizione di poter guardare con speranza al futuro. Ecco perché occorre buttare il cuore oltre l'ostacolo, perché se no noi produrremo una finita manodopera intellettuale e naturalmente esecutiva, ma la metteremo a servizio, diciamo, di altri
in modo tale da continuare a portare i vasi a Creta piuttosto che a casa nostra. E allora riflettiamo e mettiamoci insieme per poter lavorare a progetti che abbiano il valore e il pregio della sostenibilità, della misura, della coerenza e soprattutto della efficienza e della efficacia sociale. Grazie. Grazie a lei, caro onorevole, e la ringrazio veramente al nome di tutti i siciliani perché sta facendo tanto, sta facendo veramente tanto, sta trasformando quell'area che era la formazione che, parliamoci chiaro, negli anni passati non è che funzionava così bene. Veramente la ringrazio di cuore perché io, come noi, tutti quelli di Io Compro Siciliano, veramente ci teniamo che la Sicilia cambi, che la Sicilia si evolva e che diventi sempre migliori per un futuro, per i nostri figli, soprattutto un futuro migliore. A proposito proprio di questo, noi stiamo mandando a tutte le aziende, proprio in occasione di questo convegno, proprio un sondaggio per esplorare, per capire quali sono i reali fabbisogni delle aziende e da lì partire insieme a poi per poter proporre quello che veramente serve, perché poi alla fine negli anni passati anch'io sono stato un docente. Fateci avere questi risultati prima della seconda finestra dell'avviso 33 in modo tale da poterne tenere conto. E come diceva nel salutarvi e nel ringraziarvi, dicevo, come diceva Sciascia, speriamo ma con un pizzico di disperazione. Vero. Assolutamente sì, noi lo terremo, faremo girare tra le oltre 2700 aziende collegate, ma in collaborazione anche sia con UPI sia con Confindustria, lo faremo girare a più aziende possibili proprio per avere una maggiore quantità di dati e questo lo faremo avere nel giro di 10 giorni direttamente nel suo ufficio. Grazie veramente di cuore. Grazie, buona giornata. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Adesso dopo il veramente intervento di livello dell'onorevole Lagalla, passiamo ad un altro argomento molto importante perché il cuore di un'impresa è proprio la solidità patrimoniale che deve avere una giusta dimensione e una scala per garantire la stabilità del business anche in momenti di crisi come quelli che stiamo vivendo, perché realmente questo è un problema che stanno attraversando tante aziende, nessuno o comunque poche aziende, anche quelle medio-grandi, hanno pensato mai di istituire per esempio un fondo per le emergenze. In questo caso, in questi momenti drammatici che stiamo comunque vivendo dal punto di vista imprenditoriale, quello potrebbe essere un salvadenaio dove attingere proprio in questi momenti di crisi. E questo lo tratteremo proprio con un esperto del settore, il dottor Fabio Saccuzzo, che è un dottore commercialista e revisore legale dei conti, specializzato in fisco e credito di imposta. È componente della commissione di studio di diritto societario presso l'OCEC di Catania e componente del Transfer Pricing Analyst Center. Presento lui in modo tale da andare avanti su questo argomento che è molto, molto interessante. Sì, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti voi. Io compro siciliano al tuo socio Davide. Intanto grazie per l'invito a partecipare a questa bella iniziativa. Il mio sarà un contributo, come dicevi tu nelle premesse nella presentazione, un contributo più tecnico, ma cercherò di dare appunto un contributo conoscitivo rispetto all'idea di ripresa e di rinascita da questo momento particolare che stiamo vivendo, che sta vivendo il tessuto economico in generale, le imprese, le attività economiche. A tal proposito dico che non esiste una cura perfetta, una cura specifica, una ricetta perfetta da seguire per uscire da questa crisi. È possibile invece poter pianificare nel medio-lungo periodo delle scelte, delle soluzioni che siano, diciamo, tra di loro correlate, capire dove si vuole arrivare
e come si vuole giocare la partita. Questi elementi sono fondamentali in un momento, chiamiamolo così, momento zero, da cui si deve ripartire. E come dicevi tu nella presentazione, un'adeguata capacità, un'adeguata dimensione aziendale diventa il fattore chiave per uscire dagli impatti shock sistemici come quelli che abbiamo vissuto, e da qui la solidità patrimoniale di un'azienda diventa il fattore determinante, l'elemento necessario per essere resilienti. Si è parlato tanto di questo concetto, di questo termine, per essere resilienti e reagire. In questo contesto di appunto solidità patrimoniale, è un concetto molto importante perché le aziende puntano nel breve periodo a consolidare l'indebitamento e a puntare sulla liquidità di cassa per ottemperare a quelli che sono i bisogni appronti, chiamiamoli così. Mentre la solidità patrimoniale è un concetto che più si sposa nel medio-lungo periodo, assolutamente necessario per poter fronteggiare i gap sistemici che ci sono in questo momento dati da questa situazione di crisi. La solidità patrimoniale diventa l'elemento più performante nel riuscire a colmare, acquisire un vantaggio competitivo nel medio-lungo periodo. Dico a proposito di questo che gli elementi, ciò che veramente può portare ad accrescere questa solidità patrimoniale possono essere le operazioni straordinarie, possono essere le alleanze strategiche, cioè trovare i giusti partner per poter creare una rete. Da qui gli attori economici, come possono essere le banche, gli intermediari finanziari o le associazioni di categoria, gli aggregatori di imprese, in questo preciso momento determinano un ruolo e giocano un ruolo dirimente, proprio perché assurgono ad acceleratore di economia e assurgono a un altro compito, un altro ruolo, hanno una responsabilità sociale molto importante, oltre il diretto per così dire vantaggio economico. Quindi fare rete, fare impresa, aggregandosi, creando delle precise partnership e scegliendo gli interlocutori con cui andare avanti in questo cammino. Ecco, come detto, non esiste una strada precisa da seguire, ma esistono invece delle strategie di scenario, dove parlavamo prima di medio-lungo periodo, di fare una pianificazione attenta alle scelte di medio-lungo periodo, quindi attualizzare ciò che noi pensiamo di portare avanti, le strategie, le nostre strategie aziendali, attualizzarle invece in un'ottica di presente, quindi creare dei report costanti rispetto a quello che è l'attività di impresa allo stato attuale nel presente, rapportandola a quelle che sono le nostre visioni strategiche del futuro. Ecco, se si segue questa strada, le aziende oggi, da questo momento, come dicevo prima, un momento molto importante, un momento in cui bisogna osare, bisogna mettere in campo tutte le nostre capacità, e qua noi anche come commercialisti, come consulenti di impresa abbiamo in questo momento un ruolo molto molto importante, perché dobbiamo più che mai oggi adempiere a quello che è il nostro ruolo, diciamo così, istituzionale, indirizzare l'imprenditore a riuscire a portare avanti quello che è l'idea per cui è nato, l'idea di fare impresa e di riuscire a superare questa crisi. Ecco, queste scelte riescono a determinare l'esistenza dell'impresa stessa in questo periodo assolutamente complicato e difficile. Pronto?
Sì, Sì. si sente. Complimenti Fabio Saccuzzo, condividiamo in pieno quello che riguarda strategie, solidità di impresa e percorso a medio e lungo termine. D'altronde non si può mai pretendere di poter in poco tempo creare solidità, ma programmarlo nel tempo attraverso azioni e attraverso competenze, che è una parola che spesso diciamo e più volte l'abbiamo detto in vari interventi. Oggi la competenza, bisogna affidarsi a competenti, a figure professionali competenti che possano creare supporto e valore aggiunto alla propria impresa. Grazie per l'intervento, speriamo di rivederci presto. La saluto da parte io compro siciliano. Andiamo all'ultimo intervento, che però forse dalla regione dicono che il dottore Gioè non è, quindi diciamo che andiamo avanti verso le conclusioni in attesa che il dottore Gioè si ricolleghi. Mi piace sottolineare un aspetto e anche raccontare quello che è un'esperienza legata al progetto Io Compro Siciliano. Abbiamo sentito parlare di unità, di compartecipazione, di confronto, di parole che portano a un'unica azione, che è quella del network, che oggi è fondamentale, ancora più fondamentale nel momento in cui stiamo vivendo. Io Compro Siciliano è stato ed è oggi un testimonial di un contenitore di network. Noi siamo riusciti a creare, a lanciare questo fenomeno social in un momento senza precedenti, l'abbiamo detto più volte, ma è grazie alle collaborazioni, grazie alle connessioni che abbiamo messo in campo, oppure alle sinergie che abbiamo messo in campo, che siamo riusciti a creare questo, a farlo diventare impresa e che sta andando avanti. Mi piace raccontare un episodio che è circa uno dei tanti, circa 10 giorni fa mi ha chiamato un ragazzo giovane di un paese della Sicilia che mi ha voluto manifestare, al di là che ha voluto anche creare questa connessione, un'azione che ha portato avanti lui e altre figure, piccoli imprenditori, piccolissimi imprenditori, e quando diciamo piccolissimi imprenditori parliamo anche di imprese fatte anche soltanto dallo stesso titolare o dal titolare e il figlio. Nel caso particolare lui era il figlio che insieme al padre hanno un'azienda che produce formaggi in un paesino, uno dei tanti paesi della nostra bellissima Sicilia, e mi ha detto: grazie al vostro esempio, grazie al vostro input, all'input di Io Compro Siciliano, che è partito e che sta portando avanti quello che è il supporto e la promozione dell'identità. Identità, noi lo facciamo a 360 gradi, identità quindi del Made in Sicily, identità del prodotto, che può essere un prodotto agroalimentare o può essere anche il prodotto artistico, e lo abbiamo dimostrato in tutte le attività che portiamo avanti, tra cui quella proprio artistico e quella legata ai format che promuovono quello che è l'arte Made in Sicily. Quindi, ritornando al ragazzo, ho detto: grazie alla vostra iniziativa, che abbiamo sin dall'inizio seguito, siamo riusciti a strutturare in connessione, quindi piccoli imprenditori dello stesso luogo ci siamo uniti per dare valore al prodotto locale attraverso un'azienda, quindi rete di imprese. Oggi è la soluzione, è l'arma, oggi, sia per una forza che possa essere intanto anche morale, e più volte l'abbiamo visto anche nell'intervento di Viganò, la forza morale, la motivazione verso quello che deve essere un nuovo progetto è fondamentale. Con quello che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo legato al Covid, oggi le motivazioni sono venute anche meno, perlomeno nel momento in cui abbiamo pensato di fare qualcosa, di aprire il cassetto e mettere in piedi quell'idea che avevamo nel cassetto, spesso soli non ce la facciamo anche a livello motivazionale. Allora, essendo in gruppo, riusciamo a motivarci di più, riusciamo ad avere più forza. E poi il gruppo, quindi il network, serve anche alle competenze, perché dove io non so, mi unisco a chi sa in quell'ambito di quel progetto che vogliamo portare avanti, e di conseguenza creiamo la squadra. Creiamo la squadra che è vincente, quindi c'è anche una divisione di compiti. Tutto questo diventa sistema. Fatto all'interno di un'impresa, fatto all'interno di una rete di imprese o all'interno di una comunità, che può essere anche la comunità Sicilia, che sicuramente Io Compro Siciliano la rappresenta in pieno, allora tutto questo diventa sistema, ed è quello che dobbiamo portare avanti anche sulle competenze, e legandomi al sistema legato a quello che è l'innovazione. L'innovazione è fondamentale, ma bisogna studiarci sopra, perché oggi sempre più chiunque, per dirla sempre in maniera abbastanza semplice, in qualsiasi azienda ormai c'è il nipote o il cugino o chissà chi che sa usare i social, e oggi è diventato il referente per i social. Va bene, ma va bene se su quella persona si investe.
e quindi ci dedichiamo alla formazione. Quella persona deve andare a fare i giusti corsi per implementare questo, perché sennò è meglio affidarsi sempre a competenti, perché il danno potrebbe essere sempre il doppio di quello che si possa pensare. Quindi competenza e unione e sistema diventa network, ed è quello che noi sin dall'inizio abbiamo portato avanti e porteremo avanti come Io Compro Siciliano, per portare la Sicilia nel mondo, come dicevo sempre, come prodotto, e il mondo in Sicilia come turismo. Quindi questi sono degli argomenti a cui noi crediamo e che porteremo sempre avanti. Ora non so se dalla regia si sta per collegare il dottore Gioè, intanto lascio la parola a Giuseppe. Sì, nel frattempo che aspettiamo il dottore Gioè, volevo dare diciamo, intanto ricordare adesso che manderemo sia sui nostri canali social sia attraverso la nostra community questo sondaggio per poter capire le reali esigenze che hanno le aziende, per poterle fornire anche ai nostri amministratori, ai nostri politici, per poter avviare delle riforme e delle iniziative in tal senso, per poter migliorare sempre più la nostra grande Sicilia. Mi dicono dalla regia che il dottor Gioè finalmente abbiamo risolto, è disponibile, abbiamo risolto i problemi. Lui diciamo che lo presento, è consigliere nazionale Unione Partita IVA, quindi UPI Italia, ed è delegato per la Sicilia di PIN, Partite IVA Nazionali, è un imprenditore nel settore delle forniture ospedaliere e nel settore delle comunicazioni. A voi Davide Gioè. Buongiorno, mi sentite? Sì, certamente. Sì. Allora, buongiorno, una piccola correzione però, ve la devo fare. Non sono delegato PIN, lo sono stato ma non lo sono più, quindi consigliere nazionale per UPI Italia, che è l'Unione delle Partite IVA Italia, va benissimo. Una piccola correzione da dover fare. Allora, vi devo dire che non vi ho potuto seguire del tutto perché ho avuto problemi con il collegamento. Ahimè, ho sentito male solo Armao, l'onorevole Armao, sono riuscito a sentire, gli altri purtroppo non sono riuscito. A parte che faccio l'imprenditore e, come avete ben capito, mi avete beccato al telefono, quindi stavo pure lavorando, con le difficoltà della pubblica amministrazione, perché purtroppo, ecco, l'argomento, diciamo, lo possiamo subito trattare perché si unisce alla mia telefonata, una delle tante problematiche che abbiamo quotidianamente noi imprenditori micro, perché noi rappresentiamo come UPI Italia le microimprese, con la pubblica amministrazione. Allora, di cosa vogliamo parlare? Io vedo che praticamente l'argomento di cui dovevo parlare io era sulla semplificazione, praticamente come punto essenziale della ripartenza. Allora, mi sentite? Io non vi sento bene. Sì, certamente. Ok, perfetto. Allora, il problema è quello che abbiamo noi imprese, ma in particolare noi microimprese, è sempre la burocrazia, sotto tutti gli aspetti, sia quando vogliamo appunto fare i venditori, perché noi siamo venditori, ma sia quando lo dobbiamo vedere sotto l'aspetto anche fiscale. Allora, un paio, per essere, mi avete detto, anche brevi, anche perché già siamo dopo un paio d'ore un po' stanchi tutti, penso voi. Allora, però un paio di argomenti andrebbero trattati. Allora, si è parlato tanto di decreto legge semplificazione del sistema Italia. Praticamente nelle pubbliche amministrazioni, che è farraginoso per noi microimprese, noi non siamo le microimprese, e preciso sempre microimprese, non siamo delle multinazionali. Quando dobbiamo fare delle gare d'appalto, delle trattative, delle procedure negoziate, affrontiamo delle difficoltà che per noi microimprenditori sono difficoltà che spesso ci portano anche ad impiegare del tempo in maniera sbagliata e a non poterci, come dire, a volte aggiudicare una gara per cavilli, che poi ve ne racconto un altro cavillo che fa veramente pensare e a volte più che ridere piangere. Allora, vi dico del decreto legge dell'anno scorso, che è stato attuato proprio per l'emergenza Covid. Hanno fatto questo decreto semplificazione e permettevano praticamente alle amministrazioni di poter acquistare con dei sottosoglia. Ebbene, questi sottosoglia
praticamente da 40.000 sono stati innalzati a 75.000, cioè praticamente una pubblica amministrazione, intendo, ecco, io sono un fornitore ospedaliero e quindi parliamo in questo momento col Covid, dobbiamo parlare proprio della sanità e della salute. Per acquistare praticamente un prodotto hanno fatto appunto questi sottosoglia, aumentando da 40.000 a 75.000. Ebbene, non tutti lo possono fare, perché non tutte le amministrazioni sono dotate dell'istituto della determina, cioè in questo caso un provveditore che può acquistare, cioè fare la procedura molto velocemente, non la possono fare tutte le aziende ospedaliere, perché non tutti sono dotati dell'istituto della determina. E quindi praticamente cosa vuol dire? Che se un ospedale che ha l'emergenza di avere la mascherina, i camici, cioè tutti i dispositivi che sono stati utili e sono ancora utili nell'affrontare questa emergenza, sono costretti a prenderne una piccola quantità e quindi ripetere di nuovo la procedura per l'acquisto del materiale con tutte le lungaggini, perché non tutte le aziende sono dotate dell'istituto della determina. Ma andiamo a un'altra cosa. Lo stesso amministratore che deve pensare a queste gare, a questi acquisti in emergenza, adesso se ne guarda pure, perché l'ANAC mesi fa, ed è assurda la cosa, ha attivato praticamente nei confronti non delle amministrazioni, ma dei RUP. I RUP sono persone fisiche, cioè il provveditore in questo caso che deve fare l'acquisto, li stanno sanzionando, cioè li stanno sanzionando con sanzioni che vanno da 500 euro fino a 50.000 euro, perché praticamente non hanno compilato in maniera corretta il SIMOG, praticamente, che è il sistema informativo del monitoraggio gare, cioè praticamente è un modulo che devono compilare, e se l'hanno sbagliato nel compilarlo devono pagare sanzioni da 500 euro a 50.000 euro. Ora, cosa vuol dire ciò? Che se un amministratore che sta cercando nell'emergenza di acquistare il materiale che serve a salvare vite umane, si ferma e fa degli acquisti con gare, con procedure farraginose. Quindi, ma di cosa dobbiamo parlare? Fanno la legge, non è fatta la legge trovata in... fanno la legge e anche loro stessi poi alla fine si complicano la vita, ma questo porta a cosa? A non agevolare l'acquisizione di materiale che serve per salvare vite. Quindi già è complicatissimo lavorare con la pubblica amministrazione, ma poi averci a che fare invece con chi poi ti viene a chiedere praticamente il pagamento delle tasse di ciò che tu sei riuscito a malapena a guadagnare. Ecco, io a volte vorrei essere proprio, come dire, radicale e stravolgere tutto il sistema. Una volta ho fatto un'intervista anche sul nostro sistema fiscale e sulla pressione fiscale, ma è inutile ripeterci perché tanto queste cose le sappiamo tutte. Allora diamo delle idee. Noi sapete benissimo come io parlo sempre microimprese. Noi microimprese, a volte voi lo sapete sicuramente, la burocrazia che costa, io leggo, mi sono preso alcuni punti, 22 miliardi l'anno. 22 miliardi l'anno costa la burocrazia. Ma vediamo anche come tempo. A noi, piccole imprese, tu mi impieghi a volte fino a 5-7 giorni al mese per risolvere i problemi della burocrazia sotto tutti gli aspetti. Cioè, ad esempio, noi microimprese, ora che c'è per poter ricevere il pagamento, che già ai tempi avveniva in ritardo, vi lascio immaginare quante microimprese non ce la facevano, ma le microimprese che forniscono una pubblica amministrazione, per avere pagato poi, ma tu chiaramente devi sollecitare, devi cercare di farti pagare, perché se non ti pagano non puoi acquistare la merce. Per essere pagati dobbiamo produrre il DURC, una volta lo dovevamo produrre, ora dal 2015 invece il DURC se lo fanno direttamente le pubbliche amministrazioni, però poi questa cosa fanno, succede che per un errore fatto, non da noi chiaramente, di appena 10-15 centesimi, perché è capitato pure a me ma a tanti colleghi, ti viene il DURC praticamente va non va, ok, va KO, e dico il DURC è KO e non ti possiamo pagare la fattura, dobbiamo riemettere praticamente la richiesta per ricevere il DURC. Allora mettetevi nei nostri panni. Ora il DURC fu introdotto nel 98, ricordo, col governo Prodi, che solamente con la manovra, nel momento in cui introdusse questo
questo DURC, sapete che successe? Che 10 miliardi non furono pagati, se ricordo bene 10 miliardi, non vorrei sbagliarmi, a tante piccole imprese che avevano difficoltà nel poter emettere questo DURC. Ecco, io il DURC lo abolirei completamente. Io il DURC, se dobbiamo parlare di semplificare, guarda, lo abolirei e farei così: pagherei lo stipendio lordo al mio impiegato, e il mio impiegato poi, tramite una sua procedura, direttamente con l'IRPIS e con tutti chi appunto devono andare a finire questi contributi, farlo direttamente con il dipendente. Perché noi non possiamo, cioè, bloccarci per tutte queste procedure, parlando sempre da microimprese. Come ad esempio, io ripeto, vorrei essere rivoluzionario. Se fosse per me, abolirei anche l'IVA. L'IVA, perché noi siamo sostituti di imposta, cioè noi praticamente incassiamo questa IVA, ma poi la dobbiamo, cioè siamo come fanno praticamente, per capirci, la Serit, però a noi non ci pagano, cioè noi dobbiamo impiegare anche tempo. Io, guarda, abolirei l'IVA, ma poi per esempio per noi che forniamo la pubblica amministrazione, noi spesso appunto andiamo a credito di questa IVA, e questa IVA chiaramente ce la dobbiamo compensare. Ma compensare, cioè mi dai un limite di 5.000 euro per la compensazione, e io invece con l'IVA pagherei tutte le tasse, ma poi se vai oltre i 5.000 euro la devi avere certificata, cioè l'asseverazione praticamente dell'IVA, cioè io devo andare a pagare praticamente un altro consulente, mi è capitato pure a me, ma a tutti i cani, se vai oltre i 5.000 euro, che ti possa certificare questo credito che tu vanti. E quindi a me è costato, ve lo dico, proprio, mi hanno chiesto 1.200 euro per certificare l'IVA, cioè soldi miei che io ho a credito. Cioè, ma possiamo mai semplificare? Allora dobbiamo essere rivoluzionari. Aboliamo appunto, come dicevo io, DURC, IVA, aboliamo la cosa che io non mi posso appunto avere la mia IVA, cioè io con la mia IVA a credito ci vado a pagare invece tutte le tasse, non posso andare a combattere con cercare un consulente che mi possa certificare l'IVA e io questa IVA quindi compensarlo o incassarla. Siamo un po' appunto stanchi, non ce la facciamo più, anche poi dopo questo anno tremendo di anno, e non sappiamo quando finirà. Diciamo che ancora la vedo lontana la soluzione, la vedo lontana, e le idee, cioè, ne puoi proporre tante, però abbiamo visto appunto che ho fatto precedentemente, avevano fatto il sistema appunto quelli là della semplificazione del sistema Italia, ma se poi tu non permetti a colui che fa la procedura nella gara d'appalto più veloce per acquisire immediatamente il prodotto e per salvare vite, perché poi tu cosa fai? Gli fai la sanzione fino a 50.000 euro. Ma quale provveditore più farà una procedura negoziata veloce o un acquisto diretto? Ve lo dico perché passa sulla mia pelle e sulla pelle di tanti colleghi microimprese che non riusciamo più a lavorare, e oltretutto, ripeto, sull'amministrazione che continua a essere nuovamente molto lenta. Io vi ho dato 2 o 3 punti, non voglio andare oltre, però dico, le idee ci sarebbero, ma sarebbero idee da sviluppare insieme e sapere che poi vengano attuate. Quindi dico, per ora sono un po' così. Sicuramente mi rendo conto che da te, come microimpresa, di queste problematiche ne vivi tante, la macchina burocratica diciamo che è una spesa da tanti punti di vista. Questo è uno dei problemi che l'Italia, diciamo, si porta dietro da tanti punti di vista. Quindi idee ce ne vorrebbero tante, ma si devono portare avanti anche in squadra, in gruppo, in condivisione. Questo allora ci permette di poter avere una voce anche maggiore, perché i cambiamenti ovviamente non sono immediati, ma sono nel tempo, e purtroppo quello che paga sempre le spese è il piccolo, quindi la microimpresa.
La microimpresa. E infatti è così, purtroppo è così. Però dico, ci si prova sempre, però non si ottiene. Ecco, qualcosina in passato l'abbiamo anche ottenuta. Tu devi sapere che in passato, ad esempio, noi siamo stati come associazione, per esempio con l'associazione proprio fornitori ospedalieri siciliani, a suo tempo andammo dove adesso si trova l'onorevole Armao, ma col suo predecessore. Andammo a contestare il fatto di fare delle gare d'appalto mostruose dove chiaramente quando tu fai una gara d'appalto di 200 milioni ad esempio non può partecipare la microimpresa, ma la microimpresa poi viene praticamente chiamata successivamente da quelle poche aziende multinazionali che si aggiudicano l'appalto a svolgere però il servizio. Perché? Perché poi alla fine loro non sono sul territorio come siamo noi microimprese presente. Cioè tu pensa che il totale proprio del commercio è fatto dal 95% di microimprese, e queste microimprese vuol dire che sono in maniera capillare dislocate sul territorio, che lavorano e poi alla fine devono lavorare con pochi spicci, che ti passa praticamente colui che si è aggiudicato il max appalto, che però li lascia pochi spiccioli. E questo non può andare. Noi abbiamo richiesto quando fu a suo tempo e ci siamo poi alla fine riuscito, e poi comunque la cronaca ci ha detto pure che appunto ci avevamo visto bene, che non poteva andare quando tu facevi delle macro gare con pochi lotti. Noi abbiamo chiesto appunto di suddividere i lotti, perché se tu fai una gara di 200 milioni con 4 lotti, vuol dire che se non la vincono 2, la vincono 4 aziende, ma grandi. Invece se tu la dividi in molti più lotti, favorisce anche noi microimprese a partecipare e a dare un servizio o un prodotto, un bene, quello che è, migliore. Ma questo si sa. Infatti, ripeto, poi col tempo abbiamo avuto ragione, perché la cronaca ci racconta che chi gestiva ad esempio questi macro appalti poi appunto non li gestiva per semplificare, ma per altri motivi, come ben sapete. Assolutamente d'accordo con lei, dottor Gioè, perché realmente anch'io ho diverse aziende e quindi sa benissimo alcune micro, conosco bene il problema della pubblica amministrazione, della cosiddetta semplificazione, che se ne parla sempre, se ne parla da anni, ma non viene mai attuata, anzi viene peggiorata invece di semplificarla. Spero che comunque grazie anche a questo incontro, questo convegno che abbiamo organizzato noi di Io Compro Siciliano, si sia data voce a queste piccole e medie imprese che hanno queste problematiche, ma perché realmente sono delle problematiche quotidiane che un imprenditore, un piccolo imprenditore di una microimpresa realmente ogni giorno va ad affrontare con costi eccessivi. Cioè il fatto per esempio, mi ricollego alla sua osservazione sull'IVA, cioè io che ho pagato l'IVA e che la devo rincassare, devo andare a spendere altre 1.000 euro per poterla incassare, cioè una cosa senza senso, cose che in altri paesi, io faccio l'esempio di Malta o del Belgio o della Bulgaria, dove sono stato con altre imprese, lì non esiste una cosa del genere, ma non esiste quello, non esistono altre diciamo altre problematiche che vengono accollate a tutte queste piccole imprese, perché poi alla fine noi dobbiamo partire dal presupposto che l'Italia è composta per la maggior parte da piccole e medie imprese, quindi non abbiamo le grandi imprese, quindi andare a fare tutte queste leggi del caso per agevolare, perché poi alla fine vengono agevolate solo le lobby e le grandi imprese, non è possibile, non è più possibile ai nostri tempi, ma dobbiamo spingere, soprattutto in questo momento di crisi, dove deve essere un'opportunità di nascita, di rinascita del paese, devono essere attenzionate tutte queste piccole problematiche, che poi non sono piccole, sono enormi per le imprese, per i vari imprenditori, e quindi devono essere attenzionate e risolte nel più breve tempo possibile. Io la saluto e la ringrazio per il suo intervento. Volevo concludere un po' dicendo che la crisi che comunque le aziende italiane, siciliane che si sono trovate ad affrontare nel corso di questi ultimi
di quest'ultimo anno e mezzo hanno certamente contribuito sicuramente a renderle più pronte a gestire possibili situazioni emergenziali che arriveranno magari in futuro. Io penso che sono 3 gli elementi che devono contraddistinguere un po' il successo delle imprese. Sicuramente la capacità di innovare, quindi quella grande digital transformation che tutti ne parlano, se ne parla da 20 anni, ma realmente se non arrivava questa brutta pandemia non veniva attuata. L'innovazione è un driver, secondo me, fondamentale per la produttività e quindi anche per la competitività che devono avere le aziende a livello globale, perché ormai siamo in un mondo globalizzato. Digital innovation che non deve essere intesa come questa trasformazione digitale, quindi molti identificano, per esempio, andando in giro tra le aziende, molti identificano questa trasformazione digitale nello smart working. Non è lo smart working la digital transformation, ma deve essere soprattutto intesa come business continuity, cioè come continuità operativa che l'azienda deve avere nei momenti di crisi grazie alla tecnologia. Quindi adattare la tecnologia all'impresa per renderla più forte e più competitiva nei mercati internazionali. Un altro elemento importante è proprio l'internazionalizzazione. Una maggiore diversificazione permette sicuramente alle imprese di essere più resilienti alle dinamiche un po' di mercato e di adattarsi meglio al cambiamento. Io dico sempre che l'internazionalizzazione ormai è necessaria per un'azienda, soprattutto in questo momento. Io leggevo proprio sul Sole 24 Ore l'altro giorno che un'azienda su 2 vede l'espansione sui mercati esteri come la strategia da perseguire per ritornare ai modelli di operatività pre-Covid. E io penso che sia questa il nostro futuro, il futuro delle aziende. Viviamo ormai in un mercato globalizzato e quindi tutte le aziende devono avere un approccio globale, un approccio internazionale. E poi ecco, un argomento molto importante che ha trattato il dottor Saccuzzo è proprio la scala e solidità patrimoniale. Il giusto rapporto tra debito ed equity e la liquidità a bilancio permette alle aziende di avere ripercussioni minori in tempi in cui i flussi di cassa sono per esempio carenti. Questo è veramente per esempio il periodo diciamo più ideale per questo, perché realmente avere un flusso di cassa permette un po' di attutire un po' i colpi della situazione economica del paese che stiamo attraversando, ma non solo del paese, a livello mondiale, perché poi alla fine il problema è globale. In ultimo mi volevo riallacciare anche al discorso del dottor Daniele Viganò sulle start-up. Io parlo sempre di start-up, parlo sempre di che veramente devono essere aiutati tutti i giovani che hanno delle idee imprenditoriali serie, decise e che possono cambiare la vita futura, di essere appoggiati, di avere quegli strumenti per avere quell'equilibrio per poter diciamo sviluppare quelle idee. Io penso che proprio le start-up potrebbero essere il motore della nostra ripresa economica. Penso che siamo giunti alla fine, proprio 2 ore piene del nostro convegno organizzato ahimè in online, ma grazie all'online siamo riusciti lo stesso ad andare a farlo, perché realmente se non avevamo questa disponibilità all'online non lo potevamo neanche fare in questa situazione. Però realmente io spero che da questo convegno emergano quei fabbisogni che hanno le aziende, che le necessità, che emergano le necessità delle imprese per poter ripartire in modo più spedito, in modo da riportare il nostro paese, che vi posso garantire all'estero viene visto sempre come un qualcosa, uno dei paesi che stanno sempre al top, perché realmente il Made in Italy, lo sappiamo tutti, è veramente un brand, è il secondo brand al mondo dopo la Coca-Cola, ed è veramente un brand che colpisce tutti quanti, e noi dobbiamo
noi imprese italiane, noi diciamo anche Io Compro Siciliano sta cercando in tutti i modi proprio di collaborare, di creare un network sempre più importante a livello internazionale per far emergere le nostre imprese che ahimè hanno diverse difficoltà dovute sia alle infrastrutture, l'abbiamo visto durante il convegno, realmente problematiche veramente gravi, ma realmente riusciamo lo stesso a proporci a livello internazionale sui mercati internazionali, e questo è veramente bello, e veramente noi vogliamo portarlo sempre più avanti. Ricordo a tutti, adesso manderemo a tutti quanti, sia sui nostri canali sia sulle email delle varie aziende registrate su Io Compro Siciliano, ma anche con la collaborazione di Confindustria e di UP Italia, di Confimprese, proprio per capire proprio questi fabbisogni e le necessità che hanno le imprese, proprio per fornirle alle istituzioni e dare quel contributo da parte nostra e da parte di tutte le imprese per capire realmente, per far capire ai nostri politici realmente quello che serve per progredire e per riportare in auge questa grande isola, ma soprattutto questa grande Italia. Grazie Giuseppe, saluto pure io e siamo ormai arrivati alla fine. Io, come lo dico sempre, ci ho sempre creduto a quello che è il network, quindi facciamo squadra, non disperdiamo energie, e per noi siciliani fare squadra non è semplice, ma sicuramente ci vuole la volontà in un momento unico, che deve diventare un momento di rilancio, che deve diventare un momento, un pretesto per potersi rinnovare, o forzatamente, e quindi di conseguenza diventa un'opportunità, oppure volutamente, ma uniamoci, facciamo squadra, uniamo le nostre competenze, formiamoci, andiamo a migliorare quello che noi già sappiamo e implementiamolo anche ai fini personali, e tutto questo allora darà valore, darà quel significato di qualità, identità e provenienza, sono le parole che noi portiamo avanti, che è un'identità che solo il nostro Made in Sicily ha, sia nella risorsa umana, quindi nel siciliano, ma anche nella risorsa imprenditoriale messa a sistema. A noi ci cercano, noi lo vediamo giornalmente con Io Compro Siciliano, noi abbiamo connessioni internazionali continue, spontanee, nella migliore delle forme, che è quella di una chiamata, di una mail, di un contatto che ci chiede: vi vogliamo il vostro negozio, vogliamo il vostro brand, vogliamo creare una sinergia, vogliamo creare impresa in Sicilia attraverso un contenitore che Io Compro Siciliano, quindi vogliamo assolutamente connetterci con la Sicilia. Quindi uniamoci, facciamo le giuste connessioni, e allora sicuramente potrà essere un valore aggiunto. Di questi incontri ne faremo anche altri su altre tematiche, quindi rimaniamo sempre connessi a tutte le attività di Io Compro Siciliano. Ringraziamo nuovamente l'Associazione MED, la Regione Siciliana e il supporto del Fondo Sociale Europeo, del Fondo Sociale Europeo Sicilia. Quindi grazie e ci vediamo presto. Grazie Giuseppe. Grazie a tutti, buona giornata. Ciao, grazie.